Terza corsa, una prova per 3 anni non vincitori di 4.000 euro nella carriera. Sono in 12 dietro le ali della macchina, con favorito in maniera abbastanza netta il numero 4 di Dynamic del Sauro con Edoardo Locisano. Countdown che si è azzerato all'1 Diamond Horse, 2 Dominaz, 4 Dynamic del Sauro, 5 Daphne, 6 da Granite Dipa. Seconda fila 7 Degeio Joe, 8 Dedalo MP, 9 Dealight, 10 Damalor del Sile, 11 Duca de Gleris, 12 Daisy del Duomo, 13 Dudeville. Autostart che inizia a prendere velocità lungo la curva di sinistra, intorno al 1,80 la quota di Dynamic del Sauro, quota in netta discesa, avversaria è Dominaz, poi da Granite Dipa, Dedalo MP, Damalor del Sile, queste le prime alternative. Autostart che prende velocità. Li lascia con molto veloce dal largo Daphne che cerca di scavalcare Dominaz e Dynamic del Sauro. Dominaz che rientra a Dynamic e prova a farlo anche con Daphne, la quale insiste in mezzo alla pista. C'è lotta in partenza con Daphne che sopravanza ma non passa Dominaz, la quale mantiene la figura di del Duomo squalificato. 14,2 per il lancio. Numero 13 e Dominaz Dudeville rimane al squalificato. comando. Daphne che prova ad insistere, Dynamic del Sauro che si gode da vicino il duello, a precedere quindi Dedalo MP e Damalor del Sile. 28,8 per il primo quarto, alla fine si è messa sotto Daphne, con Dynamic del Sauro che ovviamente dalla terza posizione ha lasciato parcheggiare e ora si muove a destra. 45,1 stoppata netta sulla curva di sinistra per Dominaz, che ha ripreso drasticamente in mano, si porta al largo Dynamic del Sauro trascinandosi Dedalo MP e Damalor del Sile, quando la metà gara se ne va in 1,1,6 con una frazione in 32,8 addirittura per questi 400 metri. Dominaz che ha fermato dopo lo strappo, Daphne che la segue, di fuori Dynamic del Sauro precedendo Dedalo MP e Damalor del Sile, ha guadagnato invece posizione allo steccato Degeio Joe, 1,17,6 il primo chilometro. Numero per 11 Dominaz Duca de e Gleris Dynamic del Sauro apparigliati. squalificato. Attacca ora Dynamic del Sauro che mette sotto pressione Dominaz, vuole passare prima della curva Edoardo Locisano, attacca al largo Dedalo MP, poi Numero anche Daphne e 1 Damalor del Diamond Sile, la retta di line Horse 15. squalificato. Attacca Dedalo MP su Dynamic del Sauro, insiste all'esterno, i due perfettamente apparecchiati a 250 dalla conclusione, poi in mezzo alla pista anche Damalor del Sile, c'è 15 per la piegata conclusiva con Dynamic e Dedalo che vanno in lotta a metà della retta d'arrivo, i due perfettamente apparecchiati, Dynamic che si difende, Dedalo che insiste all'esterno, Dynamic e Dedalo perfettamente apparecchiati sul palo, Dynamic del Sauro che rientra a Dedalo MP, al terzo posto Damalor del Sile. 1.16.1 il ragguaglio cronometrico, il percorso esterno di Dynamic del Sauro, Edoardo Locisano in sediolo per il training di Pietro De Muru e i colori di Alberto De Muru. La vittoria del figlio di Maharaja e Narnia OM, che è fratello della vincitrice della prima corsa, la vittoria per Edoardo Locisano in perfetto percorso esterno, si difende nel finale da un ottimo Dedalo MP, al terzo posto Damalor del Sile.